Amici bellini, buongiorno ai capolisti, perché è così che ci si deve... E benvenuti in Italia, eh? Ah, non ci dimentichiamo perché diventerà un mantra insopportabile, sarò implacabile e parliamo di questa partita, mica la liquidiamo così, le pagelle, gli screenshot, cominciamo! È un marchio pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. Allora, tante cose belle. C'è Kvicia che zittisce tutti. Enrico Compagna, benvenuto sul canale. Iscrivetevi al canale. Vi state iscrivendo? Veramente vi devo fare complimenti. Devo fare complimenti anche all'algoritmo perché sicuramente qualcuno non mi ha mai visto prima. Capita che gli si vede una reaction e si iscrive al canale. E io sono molto contento di allargare la famiglia. Io sono Valerio Fludo da New York. Ogni tanto lo dovrei ripetere. Fragili mentalmente, Messico 86. Ma andiamo direttamente al dunque. Poi chi ha voglia di approfondire il personaggio e anche il passato del canale si può vedere qualche live, ci divertiamo. Lasciate like. I nuovi non sanno che il like è un atto di cortesia, al di là se vi piace il contenuto o meno, è l'atto di cortesia. Con un Ambrabam tattico noi siamo prontissimi, come vedete, a parlare un pochino della partita, ma ci sono degli screenshot che vi devo far vedere. Prima però, visto che Guido nella live di ieri, che è molto interessante, per questo voi, i miei eroi, sono quelli che magari se la recuperano anche postuma, perché escono sempre degli spunti e delle cose nuove che sono calcistiche, a volte sono extra calcistiche, e una di quella che va tra il sacro e il profano. Guido ci parlava di questa chiesetta, è uscita al contrario. Perché è uscita così? Allora, la chiesetta, ecco, adesso si vede un pochino meglio. La chiesetta di Santa Maria Stella Maris, o Maris, non lo so come si dice, nel quartiere Pendino. Ed è una cosa molto particolare perché è una chiesa praticamente abbandonata, in disuso, che viene utilizzata come deposito ed è un peccato. Io vi dico in confidenza, in America ammazzerebbero per avere una cosa storica del genere, che sono tutti palazzoni nuovi senza storia. Una cosa del genere in disuso è un peccato, e come vedete si mischia sempre il sacro col profano perché hanno adibito un piccolo praticamente museo su Maradona, e all'interno, come potete vedere, guarda, ci sono dei veri e propri cimeli, è una cosa bellissima. Con una donazione a piacere stanno cercando di chiamare a sé anche la comunità, la forza della community, per restaurarla, insomma, per non perderla. È qualcosa di bellissimo. Io vedo queste cose, questi colori, e impazzisco letteralmente. Bellissimo spunto che ci dà Guido. Se vi capita andatela a vedere, fatemelo sapere, mandatemi le vostre testimonianze, ci divertiamo. Ed è per Diego, io ho preso quest'altro ingrippo ieri perché benvenuti in Italia, il razzismo galoppante nei nostri confronti, e Diego era quello sensibile all'argomento, e anche per Diego che dobbiamo vincere, dobbiamo ammazzare il campionato, dobbiamo distruggere tutti gli avversari, volare alto come alto è volato Osi. E andiamo a vedere qualche screenshot prima di passare alle pagelle. Allora, il primo che vi voglio far vedere, ovviamente ragazzi, poca roba nel primo tempo, lo Spezia ci attaccava bene, erano aggressivi, erano reattivi, chiudevano tutti gli spazi. Il Napoli arriva al tiro, cioè prima un quasi autogol di Caldara su un assist di lui che era verso Osi, poi al successivo calcio d'angolo arriva un colpo di testa di Lorenzo di poco fuori, Zielinski che tira centrale debole e Kvara che tira fuori di poco. Non succede molto altro. Poi si ricomincia proprio dall'inizio secondo tempo, esce Lozano, entra Politano. E io voglio farvi vedere più che altro il lancio da dove viene, perché quella palla finisce praticamente sulle mani di Rezza, che è distratto, insomma la tocca di mano per coprire sull'inserimento di Politano. Ma guardate da dove arriva il pallone, guardate il piede di Lobotka che praticamente c'ha solo il corto, ma quando mai? C'ha pure il lungo, e come ce l'ha il lungo, precisissimo, potente, alto, imprendibile, e sarebbe stato a disposizione di Politano, ma il difensore dello Spezia commette quell'ingenuità che sblocca tutto. Bel rigore di Kvara, imparabile, e quindi questo ci mette un pochino più tranquillità. Ma il Napoli non si ferma. Vediamo anche quest'altro screenshot dove io questo quasi non lo volevo far vedere perché non voglio creare casi,
però è il dovere del cronista, io non sono un cronista, però è il dovere di dirvi quello che noto. Questa è una scaloppata di Osi che se ne va da solo, poi si ferma perché giustamente da solo sulla fascia non poteva fare niente, arriva al rimorchio Politano, Osi lo ignora completamente e preferisce passare all'indietro. Guardate com'è lontano, la palla finirà a Di Lorenzo, l'avrebbe potuta dare a Politano che era solissimo, avrebbero potuto scambiare, avrebbero potuto fare un dai e vai. E invece Osi preferisce, lo guarda, lo vede, lo preferisce darla a Di Lorenzo laggiù e ricomincia da dietro il Napoli. Sto dicendo che Osi sta in combutta con Politano? Assolutamente no. Sto dicendo che però è buono avere una memoria non storica che torna indietro. Sappiamo che Politano se ne voleva andare, sappiamo che Politano non era felicissimo, sappiamo che il procuratore aveva detto questo e quell'altro, che c'era stato il chiarimento. E insomma, sappiamo anche che Spalletti ultimamente, nelle ultime 2 partite, ha preferito utilizzare Lozano dal primo minuto. Sappiamo che non sono robot e sappiamo che Spalletti ci ha anche detto che non tutti i giocatori sono uguali e che quindi, anche se Dem non rientra più nelle rotazioni, io mi sono posto il problema e ho detto può essere anche che Dem abbia mollato e non stia dando negli allenamenti lo sfizio a Spalletti di dire ma sai che c'è di nuovo una mezza partita, 5 minuti te li fai in una partita, e invece no, o entra Gaetano, o entra quando c'è la possibilità che non mi smentisca. Matteo, vieni a smentire, iscriviti al canale, lascia like, iscriviti anche al canale Telegram, che magari Matteo Politano stia dando qualcosina di meno magari negli allenamenti e quindi si fa preferire Lozano, e magari questo qualcosa di meno magari Osi lo nota perché Osi è leader in questo momento e quindi che c'è di andare un gama. Non è un caso, non è niente, però io contemporaneamente vi faccio vedere anche le cose belle. No, non vi preoccupate, e tra le cose belle c'è sicuramente questo. Vedete come sta lontano il pallone, come sta in alto il pallone, e questo è il momento in cui Osi è coi 2 piedi a terra, quindi non si parla nemmeno di terzo tempo, che col terzo tempo tu ti dai lo slancio con una gamba e salti altissimo. Lui imposta proprio i piedi a terra e salterà altissimo. Vediamo nel secondo screenshot, si vede benissimo come Osi praticamente salta prima degli altri ma resta in aria di più, salta prima del difensore di Nicolao e salta prima anche di Dragowski che potrebbe sfruttare le mani, resta in aria, la indirizza poi con la testa, questo è un gol straordinario. Credetemi, questo non è un gol banale. Vediamo da quest'altra angolazione poi come, se io faccio la cosa più piccola, si vede come qui quando c'è l'impatto col pallone Osi è più in alto, quegli altri già stanno in discesa e non ci arrivano, e rischia anche qualcosina perché sappiamo che Osi insomma la faccia se la deve proteggere. Sto vedendo che le maschere stanno andando forte, vabbè. E comunque altra cosa che mi piaceva far sottolineare è il pressing di Lobotka a tutto campo, che porta poi all'errore del difensore dello Spezia, che consegnerà il pallone a Kvara, che poi con altruismo farà segnare la doppietta ad Osi. Tra le varie immagini belle c'è Osi che va sugli spalti a sincerarsi delle condizioni di un tifoso o di una tifosa dello Spezia che ha colpito. Quindi anche questa è una cosa bella, ma una cosa ancora più bella è vedere come un Raspadori, che è il primo proprio della panchina ad andare ad esultare con i compagni di squadra e con i suoi competitor, perché sono proprio i giocatori che gli tolgono minuti, Osimhen, Kvara, ma Raspadori, con lui non è un caso da segnalare, e Spalletti l'ha detto bene, quindi noi non alziamo nessun polverone, ma sicuramente teniamolo presente per un eventuale futuro. Sappiamo che sulla fascia destra è forse uno dei piccoli punti dove il Napoli squadra può migliorare, e perché no? Noi ci affezioniamo ai giocatori, vogliamo bene a tutti i giocatori che indossano la nostra maglia, ma vogliamo anche andare a migliorare. Se si può migliorare, perché no? Un po' di rumori. E arriviamo alle pagelle, con la Brabham andiamo a prendere i giocatori. Ovviamente Meret, ragazzi, che gli do 6, cioè gli vorrei dare 6,5 perché gli voglio bene, ma veramente quelle 2 o 3 parate che ha fatto erano proprio lente, morbide, veramente nessun pericolo per te, diceva Vasco Rossi. Meret 6, mi dispiace rovinargli la media, ma non si può dare 6,5 perché devo dare 6,5 a chi ha faticato come Di Lorenzo, come Rachmani, come Kim e come Mario Rui. 6,5 a tutta la difesa, hanno dovuto più impostare che difendere, ma quando quelle poche volte
lo Spezia si è affacciato, loro sono stati concentratissimi, hanno chiuso tutti gli spazi, hanno poi attaccato perché lo dovevano fare, 6,5 a tutta la difesa. Centrocampo invece va differenziato, Anguissa mi ha fatto rivedere delle cose belle, gli do 6,5, ancora verso il finale della partita qualche volta, sai, la gamba morbida, la mano che fa così quando fa il passaggio, proprio 3 ore per muovere quella che pare che ci sta facendo un piacere, però si rivede un Anguissa dominante a centrocampo, ha fatto delle cose importanti, quindi 6,5 per lui, 7 per Lobotka perché è dominante senza alcuna, fa tutto. Fa tutto, fa difesa, fa pressing, fa imposta, scatta, strappa, è veramente imprendibile. E do 6 a Zielinski, si è visto pochino, si è fatto anche ammonire. Al 62esimo entra Elmas, anche qui ragazzi sui sostituti Elmas, lo stesso Politano, sì, rientra nell'azione del rigore, però si vede poco, come si vede poco Elif, si vede poco Olivera, si vede poco Ndombele e si vede pochissimo anche il Ciolito. Il Ciolito forse si vede più degli altri con meno minuti a disposizione perché fa uno slalom alla fine, però do 6 a Zielinski, do 6 a Lozano che qualche spunto l'aveva provato, poi anche lui ha ammonito, Spalletti ha provato a cambiare le carte in tavola. Io credo che con Politano si voleva provare anche quel famoso suo passaggio alla cieca verso Osimhen di sinistro quando la prende, perché molto spesso il passaggio in verticale di Di Lorenzo Lozano ha avuto difficoltà a controllarlo, mentre Politano col sinistro lo controlla meglio. E do a questi due, a Osi e Kvara, do 8 ad entrambi. Osi arriva a 16 gol, Kvara arriva a 9 assist, sono una coppia formidabile che sta portando il Napoli a una galoppata meravigliosa. È chiaro, ieri in live ci siamo divertiti, andatevela a recuperare, ad analizzare anche un po' l'Inter, il Milan in crollo totale, Atalanta è ciampata, ecco le romane. Adesso dobbiamo vedere oggi cosa farà la Lazio. E in chiusura mi piace pensare che magari può cambiare pure qualcosa a livello, perché se il Milan dovesse uscire proprio dai radar, allora le romane potrebbero approfittare, che potrebbe cambiare un pochino, almeno momentaneamente, non sappiamo sul lungo, però sai, un dominio di quelle tre sorelle per sempre, Torino, Milano, Milano, Torino, 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 Milano, benvenuti in Italia. Ogni tanto Roma e Napoli potrebbero anche far vedere qualcosa e magari prendersi posti in Champions, prendersi qualche scudetto, sarebbe pure carino per cambiare un pochino, no? È una cosa di cortesia. Da New York, Valerio Fluido è tutto, io vi voglio bene, voi lasciate i like finali che avete completamente dimenticato, capita, non me la prendo, e ci vediamo poi in questi giorni perché si devono fare altri approfondimenti, dobbiamo godercela ragazzi, io me la godo, voi ve la godete, io me la godo. Benvenuti in Italia. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.